così nel frattempo che vi sedete faccio notare che la nostra graphic designer ha cambiato tecnica e quindi lei continua, continua a stupirci, insomma. E se prendete spazio avviamo il secondo laboratorio che sarà facilitato da Vanni. In questo caso cambiamo metodo di lavoro, quindi no, sempre nell'ottica del lavoro di laboratorio. Qua stanno litigando, io mi metto qua così, lascio che... Sempre nell'ottica di lavoro di laboratorio cambiamo metodologia, sempre con l'obiettivo di coinvolgere e coinvolgervi e di chiedere la vostra così, collaborazione. Ci sono delle persone nuove che sono arrivate a questo secondo laboratorio, quindi io richiamo brevissimamente le regole. C'è una prima parte di intervento da parte appunto dei nostri relatori e poi in cartellina avete del materiale che servirà proprio a lavorare anche da parte vostra e il facilitatore ha questo compito di aiutarci a promuovere le nostre idee attraverso questi spazi. Qua vedete che andremo a lavorare su una SWOT, quindi un'analisi dei punti di forza, debolezze, minacce, opportunità. Lo scopo, come ho detto in apertura, è sempre quello di consegnare ai partecipanti della scuola estiva che si terrà poi nel prossimo luglio del materiale che potrà in qualche modo essere punto di partenza per le attività della loro scuola. Sto cercando il moderatore che dovrebbe prendere avvio, però non c'è. Manca un relatore. Bene. Bene, buongiorno a tutti. Io direi che dobbiamo cominciare per forza di cose e pertanto vi racconto una cosa. Intanto che aspettiamo che arrivi Annibale. Era qua, quindi esiste. Non vi abbiamo tirato pacco, Annibale esiste. Allora, in questo laboratorio giochiamo in modo completamente diverso. Ieri sera con i relatori ci siamo trovati, abbiamo cominciato a ragionarci sopra, eccolo, e volevamo un po' definire com'era questo laboratorio. E per noi questo laboratorio qua è il laboratorio del fuoco. Perché laboratorio del fuoco? Perché è il laboratorio della passione, è il laboratorio di chi la montagna la vive, la montagna la lavora, è il laboratorio di chi in montagna vuole continuare a vivere e lavorare. Ed è il laboratorio di quelle persone che vogliono essere protagoniste del loro futuro e non sentirselo narrare. Questo è il laboratorio del fuoco. E infatti noi giochiamo in modo completamente diverso. Noi abbiamo un compito, una mission, usiamo un termine inglese perché rende l'idea, noi abbiamo la mission di capire perché i servizi alla persona e i servizi alla cultura della persona in montagna fanno fatica o forse non ci sono più o stanno scomparendo. Allora, il laboratorio del fuoco si interroga e vi ha distribuito dei post e assieme costruiremo un'analisi SWOT. Cos'è l'analisi SWOT? Noi andremo a cercare quali sono i punti di forza e di debolezza, cioè il presente. Cercheremo di capire da dove partire per progettare servizi in modo nuovo, ma non subire i servizi che hanno progettato gli altri, decidere come li vogliamo noi e insieme. Non c'è il genio fra di noi. Fra di noi ci sono persone che vogliono mettersi in discussione e partire a ragionare. Dove si arriva? Non lo sappiamo, ma lo facciamo assieme. Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. I primi due in alto sono il presente.
I due sotto, opportunità e minacce, possono essere una cosa che sta arrivando, che potrebbe arrivare, ma potrebbe rappresentare un'opportunità, ma potrebbe anche rappresentare una minaccia. Sta a voi. E il gioco è questo, e il gioco si fa duro. E mi diceva ieri sera, e poi vado a presentarvela, Emanuela, che i muscoli si fanno nelle palestre con persone dure, e sta a voi adesso giocare a indovinare, capire, percepire quali sono le opportunità o le minacce che arrivano, ma anche e soprattutto a leggere quello che è il presente, forza oppure debolezza. Lo giochiamo con Emanuela Zilio, che è seduta al centro, che intervisterà in qualche modo Raffaele Spadano e Annibale Salsa. Abbiamo un'occasione unica, perché qua a Tolmezzo oggi abbiamo i due esempi, Ostana e Galliano Alterno. Due esempi che vengono citati per chi si occupa da anni come me di quelle che chiamavamo terre alte erroneamente, ma sono montagne di mezzo, e poi Annibale preciserà il concetto. Esempi da portare a chi vuole non subire la modernità, ma cavalcare l'onda della modernità e cavalcarla assieme alla comunità. Emanuela rappresenta Ostana. Ostana che per l'Arco Alpino è un mito. Chi non è stato a Ostana deve andarci, c'è poco da fare per vedere come si fa. E l'altro è Raffaele, che è la cosa nuova, ma soprattutto Raffaele è un paesino vicino all'Aquila, provincia dell'Aquila, e poi vi racconterà lui perché. Io passo la parola a Emanuela, poi dopo i loro interventi cominciamo a giocare, però se i loro interventi vi suscitano un'idea di punti di forza e di debolezza, scriveteli questi punti di forza e di debolezza, che poi assieme a Alessia Zabattino andremo a compilare il quadrante dello SWOT. Ma lo compilerete voi, mica noi. Noi siamo solo quelli che fanno il gioco di giocare, a portare il post-it lì, a leggerlo, commentarlo, giocare un po' con Alessia. Ok? A te. Grazie mille Vanni, e grazie alla tua cooperativa, la cooperativa Kramars, che ha creato e crea queste opportunità di innovazione, no? Innovalp. Cominciamo a parlare di innovazione nelle Alpi, che è già una chiave. Benvenuti a tutti, grazie per essere qui. Io sono Emanuela Zilio, come diceva Vanni, rappresento in qualche modo Viso a Viso, che è una cooperativa di comunità che è nata a Ostana nel 2020. Vi dico due parole su di me, poi vi introduco un attimo gli ospiti e poi partiamo con questo gioco, ma non tanto per porre l'accento sulle persone quanto su il perché probabilmente noi ci stiamo muovendo in un certo modo. Io sono una storica e ai miei due lati ho due antropologi, ma sono anche un'informatica, un PhD in informatica, e sono specializzata in politiche europee. Questo perché il nostro presente, prima ancora che il nostro futuro, richiede sguardi diversi. Dal tavolo prima è emerso questa cosa, no? Rovesciamento di prospettive, rovesciamento di sguardi. Il rovesciamento di sguardi è quando tu cominci a entrare in un tema arrivando da tanti lati senza aver timore di spostarti dall'uno e dall'altro. I miei due compagni di viaggio di questa mattina, probabilmente li conoscete. Annibale Salsa, insomma, una persona assolutamente nota, è antropologo della filosofia e anche della cultura, quindi due lati dell'antropologia all'Università di Genova. È stato presidente del CAI, è presidente del gruppo di lavoro Popolazione e Cultura della Convenzione delle Alpi, è membro del comitato scientifico della Trentino School of Management per quanto riguarda il governo del territorio e del paesaggio, ed è anche un componente del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e della Fondazione Dolomiti UNESCO. Questo per dire che le competenze, come vedete, spaziano, non è solo uno sguardo antropologico, ma uno sguardo di sviluppo, uno sguardo territoriale e uno sguardo anche di business, e anche di questo parleremo. Raffaele Spadano, che è il nostro alter ego nell'Appennino, e di cui sono molto contenta di averlo qui. Anche lui è un antropologo pubblico,
viene appunto lavora a Gagliano a Terno, che è nella valle subequana dell'Abruzzese, zona dell'Aquila, e con un progetto importante, Ritornanti al futuro. Guardate come la mitologia moderna ci accompagna, no? Questo film l'abbiamo visto tutti, ma è diventato qualcosa di più nella loro terra, e rappresenta Montagne in Movimento, che è un gruppo di ricerca informale. Loro non sono ancora una cooperativa di comunità, ma tra un pochino arriva, vero? Poi ci dici tu. E così come magari arriva anche una comunità energetica, no? Mi pare di aver capito. Quindi c'è anche questo, ma che arriva da un'università, ancora una volta, Università di Genova, Università di Torino, nel mio caso varie università, perché da brava veneziana sono una zingaraccia e quindi navigo su diverse collaborazioni. Ecco, noi tre oggi volevamo dialogare un po' con voi su 3 temi. Apriremo 3 semplici domande, facciamo un piccolo giro di tavolo e poi l'apriamo anche a voi la questione. Perché tutti noi siamo qui accomunati da alcuni elementi: la montagna, la digitalizzazione, l'innovazione, il futuro che ci aspetta, ma noi crediamo che questo tipo di futuro vada costruito oggi e che non abbia troppo senso dire cosa faranno i giovani, né tantomeno dire a loro cosa devono fare. Lo sanno già, faranno loro. Noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare noi ora, che è un po' diverso, che è prendersi delle responsabilità probabilmente. E quindi quando noi abbiamo cominciato con Ostana, quando abbiamo creato la cooperativa di comunità Viso a Viso, e poi ve ne parlerò, vi racconterò un po' meglio, ma la prima questione è stata: ok, cosa facciamo, con chi, perché, come? Quindi la prima necessità è stata quella di ascoltare, perché c'è un problema. E il problema è, e questa è una questione che apro anche ai miei 2 compagni di viaggio, quando si parla di montagna non si sa cos'è, perché uno dice è quella fatta così, però ci sono almeno 4 definizioni che descrivono montagne diverse in Italia, tutte ugualmente riconosciute, statistiche, altimetriche, eccetera. 4. Poi c'è la montagna che noi vediamo, la montagna che hanno visto i nostri genitori o nonni, la montagna che vedo io che arrivo da Venezia e che adesso abito a Berlino, la montagna che è vista da chi abita a Ostana ed è diventato un nuovo abitante, oppure non se n'è mai andato ed è uno dei 5 che negli anni 80 era ancora lì. Cos'è la montagna? Qual è il frame di gioco? Perché se non sappiamo il campo di gioco io non so giocare, per esempio. Annibale. Sì, grazie. Ora dico subito, attualmente sono anche all'Università della Valle d'Aosta, quindi ho lasciato l'Università di Genova più di 10 anni fa e quindi però mi occupo di tutto l'arco alpino da ovest a est, opero in Trentino, quindi diciamo che ho un po' questa visione panalpina. Ecco. Cos'è la montagna? Allora, un vecchio giurista dell'antica Roma diceva omnis definitio periculosa est, cioè ogni definizione è pericolosa. E quindi io credo che ci si debba astenere dalle definizioni. Cerchiamo di avvicinarsi perlomeno a 2 concetti di fondo. Allora, io distingo tra montuosità e montanità, che non è una forma di formalismo bizantino, no? Quindi attenersi alle parole così nel loro flatus vocis, nella loro emissione di voce, ma individua dei contenuti diversi. La montuosità è la fisicità, è la materialità. E quindi la montuosità è rappresentata da un elemento quantitativo. Le definizioni, ripeto, sono legate alla pendenza, sono legate all'altitudine, ma sono tutte varianti, non esauriscono la totalità del concetto, sono l'esposizione topografica, lo spessore orografico, eccetera, eccetera. Queste sono alcune variabili che entrano a costituire la montuosità. Si dice, quando si parla dell'Italia, che l'Italia è un paese ad alta montuosità. Ecco, allora qui talvolta casca l'asino. Alla montuosità non corrisponde la montanità, non sempre corrisponde la montanità. La montanità fa riferimento non alla dimensione fisico-materiale, ma alla dimensione socio-culturale, o se volete psico-socio-culturale, cioè la percezione che della montagna ha chi vive in montagna e chi va in montagna. Quindi il rapporto interno-esterno che gli antropologi e etnografi hanno sempre preso in considerazione, perché se noi non confrontiamo la percezione che ha il nativo
con quella che ha invece il Foresto, rischiamo di dare una definizione astratta. Ecco, e qui talvolta si generano dei conflitti tra il montanaro e chi va in montagna da turista e quant'altro. Ecco. Quindi questo è un elemento di cui bisogna tenere conto. E certamente nella realtà di oggi c'è un distanziamento tra queste due posizioni, no? Di cui chiaramente le discipline etnoantropologiche devono assolutamente tenere conto. Abbiamo sentito negli interventi precedenti della prima mattina l'importanza che ha digitale, l'importanza che ha questa dimensione virtuale come finestra sul mondo. E quindi il fatto della materialità, di essere in un luogo, non determina non esaurisce la totalità dell'esserci, direbbe Heidegger, filosofo tedesco. Non esaurisce la totalità del Dasein, dell'esserci. Ecco, perché c'è questa finestra sul mondo che mette il montanaro e chi vive nei territori, chi lavora nei territori di montagna a contatto con dimensioni totalmente altre. Ecco, che fino a qualche tempo fa erano considerate impensabili. Allora questo in qualche modo aiuta la montagna a riposizionarsi, perché qui c'è un problema di riposizionamento, questo è il punto, riposizionamento, che deve tenere conto di tutto quello che è il progresso tecnologico. Però è stato detto, bisogna stare attenti, la modernità, intesa, noi siamo nella postmodernità, sia chiaro. La modernità non ha reso un buon servizio alla montagna, questo dobbiamo dirci. Altrimenti rischiamo di diventare dei passivi subalterni a un mainstream, a una opinione dominante che vede la modernità come progresso e la premodernità come regresso. Invece c'è un progresso progrediente e c'è un progresso regrediente. Allora in questo progresso io vedo anche regressione. Quindi la regressione è legata a che cosa? Alla dimensione, diciamo così, umana, no? È stato detto anche prima, alla dimensione umana, gli interventi che ho sentito, alla dimensione della presenza umana, della persona. Quindi, chiaramente la tecnologia moderna in che direzione va? Va nella direzione della dematerializzazione. Mi sta bene, ma non del tutto. Ecco, bisogna stare attenti, altrimenti rischiamo di cadere, ancora cito Heidegger, no? In quella sottomissione alla tecnocrazia che è estremamente pericolosa. La tecnocrazia è la nuova metafisica, detto in termini filosofici, cioè è il nuovo modo di una rappresentazione del mondo assoluta e incontrovertibile. Ecco. Questo è pericoloso. Ecco. Allora, la tecnica è fondamentale, è uno strumento, ma va usato come tale. Non va usato come fondamento ontologico della realtà. E allora questo significa che la tecnica non può essere, che noi non possiamo sostituire con la tecnica e tantomeno con l'egemonia di potere della tecnica, cioè con la tecnocrazia, quelle che sono le relazioni umane, che sono non relazioni funzionali tout court, come è stato anche detto, ma che sono relazioni in carne ed ossa. Sono relazioni materiali, ecco, la corporeità ha un ruolo fondamentale, sono relazioni di questo tipo, relazioni che noi rischiamo di non percepire più, di non rappresentare più. Allora qui entra in gioco la dimensione della comunità, la comunità. La modernità ha distinto tra società e comunità. La società è l'aggregazione di individui, di soggetti-oggetti. La comunità è una relazione, qui c'è, vis-à-vis. Lo dico in francese, non in inglese, perché io non sono legato ancora all'uso del francese come lingua prevalente, perlomeno dalle mie parti, nel nord-ovest, è vero. E quindi preferisco dire vis-à-vis che non face-to-face. Ecco, allora, questo è il punto dal quale dobbiamo partire. Le relazioni umane sono fondamentali. Quindi ben venga, qui non si tratta di essere, come dicevano gli antichi, un laudato temporis acti, cioè un laudatore del tempo passato, tutt'altro, ma si tratta di non cadere nell'eccesso opposto, perché noi viviamo nella società che i sociologi chiamano la società della cultura dell'eccesso. Quindi rischiamo di passare per enfatizzazione da un eccesso all'altro.
Allora, bisogna mediare i due aspetti, quindi ben venga la tecnologia, ben venga, ma non l'egemonia della tecnica. Ecco, questo lo dico come messaggio, altrimenti il rapporto comunitario del vis-à-vis rischia di saltare. Raffaele, com'è la montagna? Com'è la montagna dell'Appennino? È comunità, è materia, è... cos'è? Intanto grazie, buongiorno, grazie a Kramarz, grazie alla prima fila che vedo bella giovane. Io parlerò di giovani, perché secondo me sta nascendo una montagna giovane che rappresenta e vuole rappresentare un mondo nuovo, è un mondo anche un po' arrabbiato, è un mondo che fa i conti con un futuro. Innanzitutto, cogliendo questo primo stimolo, io poi sono onoratissimo di stare su questo palco con Annibale Salza. Io vengo dall'antropologia alpina e sono tornato invece sugli Appennini. Io sono abruzzese e ho trovato, come dire, l'assenza proprio delle questioni, ad esempio, poste dall'antropologia alpina. E poi, grazie all'antropologia alpina, mi sono accorto che esistono più montagne, e ogni montagna, benissimo il dentro e il fuori, comunque specialmente sul dentro, ogni montagna ha una propria cultura, proprio di macroregioni, e ha proprio culture. E vi assicuro che la cultura alpina è molto diversa dalla cultura appenninica. La cultura alpina è Europa. La cultura appenninica è Mediterraneo. Sulle Alpi l'asfalto è arrivato 50 anni prima che sugli Appennini. Ci sono delle differenze importanti, nonostante, come dire, c'è anche un grosso filo rosso che ci permette di avere strumenti per poter osservare, diciamo, i fenomeni, no? Poi l'antropologia alpina, e questo magari ce lo insegna Annibale, cambia le domande di ricerca a un certo punto, intorno agli anni '80. Perché? Perché ci si accorge che il gap demografico delle Alpi stava diminuendo, le Alpi stavano prendendo nuovi abitanti, cambiano le domande di ricerca, e cambia un mondo quando cambiano le domande di ricerca. E io vedevo Sara, no, che qui ci fa l'illustrazione, e tra le prime cose che ha fatto c'erano delle stelle. Quindi la montagna per me è il luogo dove si possono vedere le stelle, e non è questa una banalità, perché ho vissuto a Torino e le stelle non si vedono a Torino, e le stelle ti interrogano, perché noi siamo quasi nulla, diciamo. Cioè, nella nostra società c'è troppo pieno, no? Troppo pieno, abbiamo bisogno di vuoti e abbiamo bisogno di ricordare, di metterci in discussione. Le stelle ci mettono in discussione, e quando ti metti in discussione ti dici: ok, che faccio? Resto fermo o mi metto in movimento? Se ti metti in movimento devi avere una direzione, e se si parla di direzione si parla di desideri, e desideri cos'è? Desidus, mancanza di stelle. Quindi avere delle direzioni. Sul come si fa magari ci arriviamo dopo, però se capito, oggi le montagne sono il luogo dell'opportunità per smarcarsi da questo troppo pieno, rimettere i piedi a terra, ricostruire comunità che rivendicano un abitare diverso, un abitare alternativo, un'alterità, forme di abitare che mettono in discussione il rapporto vita-lavoro, il rapporto uomo-natura, il rapporto maschio-femmina e via dicendo. Come si fa? Sempre ci arriviamo magari dopo. Fatto sta che è qualcosa di nuovo, quindi non possiamo avere certezza o fare delle previsioni che diciamo grosso modo andrà così. Non lo sappiamo. Io sono arrivato a Gagliano Aterno, dall'Università di Torino ho fatto una tesi magistrale sulla Maiella. Quale futuro per la Maiella era la domanda di ricerca. E più o meno mi prendevano un po' per matto e un po' per saccente, perché vieni dalle Alpi a dire a noi quale futuro per la Maiella, e cercavo di dire che era solo uno stimolo, no? Era solo una domanda. Perché? Perché il futuro, noi siamo abituati a pensare come fatto culturale prettamente il presente e il passato, ma il futuro è un fatto culturale e lo si costruisce condividendo i simboli e soprattutto condividendo le aspirazioni, i desideri, altrimenti stiamo fermi.
Bene, quindi dalla Maiella poi ho iniziato a girare per tutto più o meno l'Appennino abruzzese e sono arrivato in questa valle dove io non c'ero mai stato, Valle Subequana, ed è la valle col più alto tasso di decremento demografico in Abruzzo e la valle con l'indice di vecchiaia più alto in Abruzzo, quello che cercavo, perché i vuoti relativi, termine tra l'altro che viene dall'antropologia alpina. E diciamo, a me piace anche raccontare questo termine un po' giocando sulle differenze semantiche tra decremento demografico e spopolamento, e la vado a chiudere qui. Il decremento demografico è un tema quantitativo, è la differenza morti nati, emigrati. Lo spopolamento è un tema qualitativo, è l'interruzione della trasmissione dei saperi. Quindi dove andiamo noi a lavorare? Noi siamo antropologi e cerchiamo di portare in Italia con forza l'antropologia applicata, mettendo un codice etico forte sull'antropologia applicata. Cosa facciamo? Lavoriamo con le comunità che sono rimaste a vivere in questi luoghi stramarginalizzati e con loro, ingaggiando con campi lunghi, 1, 2 anni, 3 anni, con loro creare le condizioni di apertura culturale e di cooperazione per poter far cosa? Trasmettere quella, ad esempio, gaglianesità tanto alle nuove generazioni quanto ai nuovi abitanti, perché diventi nuovo abitante, il neopopolamento lo si fa solo se il neoabitante diventa gaglianese e la gaglianesità è il frutto di secoli e secoli di una trasmissione di cose che si mangiano, non si mangiano, come si saluta, ma anche una trasmissione di posto, cioè posto nel tuo spazio, cioè dietro Gagliano Terno c'è il San Nicola, se il San Nicola è coperto dalle nuvole vuol dire che piove, se non è coperto dalle nuvole vuol dire che non piove. Noi siamo in transizione ecologica, abbiamo i cambiamenti climatici, non abbiamo un minimo di simboli condivisi, di parole per affrontare questi problemi. Perché? Perché parliamo per gli esperti. Invece devono parlare le persone, è quello che diceva Annibale, bisogna ridistribuire l'autoritas, quindi gli esperti devono calarsi nella reale realtà e fare la reale transizione ecologica. E ha detto anche subito un'altra parola che secondo me ritornerà, che è conflitto, perché non è detto che te lo lasciano fare. Quando siamo arrivati a Ostana, 10 persone, siamo arrivati perché Ostana si trovava esattamente in questa situazione qui. C'è una storiella che gira nelle Alpi che non riguarda Ostana ma riguarda le montagne, di un pastore che a un certo punto nel portare le sue greggi per i pascoli incontra dentro una grotta un essere magico che gli dice: oggi è la tua giornata fortunata, puoi esprimere un desiderio e avrai quello che chiedi, lo avrai. C'è solo una regola, che quello della valle di fronte a te, l'altro pastore che vedi di là con le pecore, avrà il doppio di quello che tu chiedi per te. E il pastore ci pensa un po' e poi gli dice: toglimi un occhio. Quando siamo arrivati a Ostana, chi ha visto il film di Fredo Valla sa di cosa parlo, Il vento fa il suo giro, perché Ostana è solo una dei 1000 posti dove non solo la popolazione non c'era più, quella trasmissione di saperi si era interrotta, ma c'era anche un altro grado di conflittualità intervallivo. Nessuno di noi era ostanese, è ostanese, quindi tutti foresti, no? Vieni dalle Alpi nell'Appennino a dirci cosa fare, da dov'è che venite? Da Milano, Venezia, ma cosa volete? No? Quindi questo è stato un primo elemento. Il secondo elemento è stato il fatto che quando arrivi in questi posti, chi è fuori, non chi è nel luogo, ma chi è fuori, comincia a dirti: ma in che senso lavori in montagna? Ma non è area marginale, periferica, depressa, abbandonata? Cos'è che vai a farci? E quindi il primo ragionamento che abbiamo fatto è stato che c'era un problema semantico. Se tu a noi, e poi anche a loro, dici: hai voglia di tornare a vivere o di andare a vivere in un'area periferica, marginale, abbandonata,
ma magari anche no, ecco. È un problema di sogno, visione, immaginario. La nostra lingua detta l'immaginario. Le parole che noi pronunciamo creano davanti a noi una visione e quella noi ci aspettiamo che avvenga. E se quella visione è distorta, otteniamo una visione di montagna distorta. Quindi queste sono state da subito le due sfide. Cosa abbiamo fatto? Beh, siamo partiti dagli asini. Questa è la nostra brochure. Questo è il presidente, quello col cappello, quello sotto è Ulisse l'asino. E siamo partiti da questo, perché Ostana ha avuto nella sfortuna dell'abbandono la fortuna dell'abbandono. Cioè che quello che è successo in tanti altri luoghi negli anni 70, 80, eccetera, con l'edilizia becera che ha stravolto il profilo montano, a Ostana non è arrivato. Per fortuna nostra invece è arrivato un sindaco molto lungimirante, Giacomo Lombardo, e con lui un politecnico con Antonio De Rossi altrettanto lungimirante, che 30 anni fa, quando di piccoli borghi non si parlava e chi ne parlava era matto, ha deciso che i 5 abitanti degli anni 80 non doveva essere l'ultimo traguardo, ma doveva essere un nuovo inizio. E non l'ha detto, l'ha fatto, che è molto diverso. Cioè lui per 30 anni, chi viene a Ostana oggi dice ma si può fare un'altra Ostana, replicarla? Ma sì, ti prendi 30 anni, poi la cali specifica nel luogo, diventa un'altra cosa, puoi anche partire da lì, ma è solo uno dei 1000 esempi possibili, no? E Giacomo Lombardo insieme a Antonio sono riusciti a creare un percorso di quelle che hanno chiamato le terre alte, no? Poi è una montagna di mezzo, forse è più corretta questa definizione, che non partiva solo dalle scatole, perché Antonio De Rossi è un architetto della montagna, probabilmente lo conoscete tutti, almeno il nome, no? O delle sue pubblicazioni. Hanno fatto un ragionamento diverso. Intanto l'operazione che è stata fatta non è stata fatta solo sull'edilizia pubblica, ma ha coinvolto anche l'edilizia privata, le seconde case. Cioè non un intervento che riguardasse il centro culturale creando una cattedrale del deserto, ma andando a creare il contesto per una nuova abitabilità. Punto 1. Secondo punto è stata la comunità. La scatola senza le persone non ha senso ovunque sia, non importa che sia in montagna o in città. E quindi il primo edificio su cui è stato fatto l'intervento è stato un rifugio, la Galaberna, oggi è gestito fin da allora, ma oggi ancora è gestito da quella che è la sindaca in carica in questo momento, Silvia Rovere. E la Galaberna perché? Perché era il punto dove quello che diceva Raffaele torna ad essere, cioè le persone si riaccorpano, si ritrovano, si ricordano che a Valle Occitana e tirano fuori quello occitano, si ricordano che si gioca a carte, si beve anche il pastis e quant'altro, ma si ragiona su cosa può diventare quel posto lì nel frattempo, no? E questo è stato l'inizio. E dopodiché a un certo punto però cosa è successo? È successo che viviamo nella nostra epoca, per cui Ostana è meravigliosa, poi magari se qualcuno vuole le do la brochure, pietre, lose, il Monviso davanti che ci bacia, però va ricostruita la comunità, e la comunità per essere ricostruita deve essere sostenibile, che non vuol dire solo che non sporchi l'ambiente, vuol dire che ci campi. La prima domanda di chi viene su a rivivere Ostana è: ok, ma io ci vengo su, ma ci faccio lo stipendio? Ma la mia famiglia la mantengo? Ma la sera i giovani cos'è che fanno? I bambini, i servizi per i bambini? Ecco, cioè le prime cose su cui impatti poi sono quelle, no? Quindi devi essere in grado di produrre un modello di business che quella montagna la ripensi, perché il modello non c'è. E non è neanche detto che debba essere uno, anzi probabilmente sono milioni di modelli, non è uno solo. Però è chiaro che da qualche parte uno deve iniziare. Per cui quando abbiamo fondato la cooperativa di comunità Viso a Viso, abbiamo dovuto confrontarci con queste cose che vi ho detto, e ci siamo chiamati Viso a Viso proprio per questo, perché dobbiamo avere il coraggio di guardare la valle di fronte, negli occhi, di dirci quello che non va e di superare insieme la paura. Perché il vero blocco è quella, la paura del cambiamento, la paura dell'altro, la paura di qualcosa che non hai visto prima e non sai cosa comporta. E questa cosa qui è tuttora la sfida di tutti i giorni. E non potevamo farla noi 10, non siamo quelli che sanno e arrivano. Noi siamo solo quelli che sanno che possono e devono sapere ascoltare per capire come muovere insieme. E la comunità oggi è una comunità di circa 100 abitanti,
che sta disegnando la sua Ostana. Io sono una progettista europea, la cosa fantastica per me quando sono arrivata lì è stato proprio quello di avere la consapevolezza di avere davanti una tavolozza bianca. Nell'abbandono si era creato uno spazio e quello spazio va ripensato con logiche nuove di abitabilità e di vita. E questo è un po' il tentativo che è iniziato, no? Di ridefinizione. Per cui cos'è quella montagna? Beh, intanto sono le persone oggi che stanno lì, chiunque siano. Tanti di noi non è che abitano lì, magari vanno, vengono, stanno dei periodi, però sono lì tutto l'anno e tutto l'anno creano servizi per la comunità. Però di questo poi parliamo. Io vorrei fare un secondo giro di chiacchiere invece con voi, perché proprio per questo nel momento in cui si va a ridefinire la montagna del presente, che parla la nostra lingua, no? La vita è quella di oggi, porta con sé un'identità fortissima, anche se abbandonata, perché la montagna le montagne hanno delle identità fortissime che ci arrivano e che vanno considerate e evolute, no? In qualche modo. E porta con sé le necessità del nostro presente. Per cui io chiedo a te, Annibale, visto che tu ti muovi un po' a scavalco, no? Di Alpi, dalla Trentino School of Management, da Val d'Aosta, insomma hai visto quali modelli hai visto, che soluzioni hai viste, e poi chiedo a Raffaele invece cosa stanno applicando loro nell'Appennino, no? In modo da avere, e poi vi racconterò qualcosa di Ossana. Scusa Emanuela, no? Intanto chiedo se c'è qualche post. Qualcuno ha scritto qualcosa? Non ancora? Bene, aspettiamo. Però scritte? Dopo, interventi dopo? No, ancora no. Ok, dopo. Ecco, io vorrei sgomberare il campo da uno stereotipo della modernità che mi sta veramente pesante, cioè quello di considerare così per definizione la montagna e le terre medie, cioè dove si vive, le terre alte dove si va stagionalmente, come territori marginali per definizione di geografia fisica. Questo non è stato così. Se noi interroghiamo la storia delle Alpi, vediamo che è esattamente l'opposto. Cioè le terre alte e le terre di mezzo erano al centro della geopolitica. E con l'avvento, con la fine del 600 nei Pirenei e con l'inizio del 700 nelle Alpi, questo baricentro geopolitico è stato capovolto. Quindi quelli che erano territori al centro, non dimentichiamo che una delle definizioni importanti della geografia storica dell'arco alpino è quella di stato di passo. Volete avere dei riscontri nelle Alpi orientali? Stato di passo del Tirolo, che ha il Brennero come centro. Qui il Tarvisio, il Tarvisiano che scollinava da Pontebba, da Pontafels fino all'Oltregiogo, e possiamo andare avanti finché vogliamo, no? L'Alta Valle di Susa, eccetera, eccetera. Allora questo paradigma geopolitico è stato capovolto con l'avvento della modernità, dove l'elemento determinante è stato l'elemento quantitativo e non qualitativo, che era basato sulla teoria del bacino idrografico, cioè dove cadono le acque, lì c'è un modello amministrativo omogeneo, deve esserci. Questo è quanto è accaduto. Allora, cosa è successo? Semplifico molto perché è il tema che mi avvicia, eccetera. Gli uomini della montagna hanno cominciato a seguire il corso delle acque. La colonizzazione alpina è avvenuta controcorrente, nel senso proprio geografico della parola, è avvenuta controcorrente, mentre con l'avvento della modernità ha seguito la corrente, proprio in senso fisico, non è una metafora. Sì, bella. Allora, questo è. E sono cominciati i problemi, perché nell'ambito della montagna alpina, nella fattispecie, poi l'alpino ha altre sue, però anche lì andrebbero. Ci sono riflessioni da fare, diciamo in maniera chiara. C'è una crisi strutturale e una crisi congiunturale. Gli economisti parlano in questi termini. La crisi strutturale è quella del cambio della geopolitica. La crisi congiunturale è quella degli effetti economici e sociali indotti da questa crisi strutturale.
la crisi congiunturale che ci interessa, che ha segnato l'avvio dello spopolamento delle terre alte, delle terre di mezzo soprattutto, delle terre di mezzo, è stato l'Ottocento, che è stato un secolo terribile, no? Perché ha conosciuto l'avvio di un processo di spopolamento a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, dove si è rotto quello che per secoli era l'elemento strutturale portante, cioè il rapporto tra popolazione e risorse. Si è rotto il rapporto tra popolazione e risorse, cioè il modello ecosistemico naturale, il rapporto popolazione-risorse. Con la seconda metà dell'Ottocento è cominciata così. E via avanti, il Novecento, no? C'è stata una crescita esponenziale dapprima di tipo demografico a cui non corrispondevano più risorse e quindi morte di fame. Vittor Hugo diceva nei Miserabili che lui, quando ha attraversato le Alpi occidentali, non ha conosciuto la miseria dei miserabili, ma ha conosciuto solo una dignitosa povertà. E qui dobbiamo fare una riflessione. In montagna la miseria non c'è più stata, c'era la povertà. La miseria era nelle pianure e nelle periferie urbane, metropolitane, nelle conurbazioni, nelle grandi conurbazioni. Non è che bisogna giocare con la parola, c'è uno stretto rapporto tra parole e cose, ce lo insegnano i filosofi greci. Abbiamo dimenticato oggi il rapporto tra parole e cose. L'ontologia della parola, non il convenzionalismo della parola. Ecco, questa è una riflessione che va fatta. Allora, chiaramente poi il Novecento, il dopoguerra, il secondo dopoguerra è stato la debacle, quello che nel Cuneese era chiamato il mondo dei vinti, che per certi versi ha interessato anche la Carnia e ha interessato anche altre aree dell'arco alpino, a maggior ragione dell'Appennino, centro-meridionale. No? Ecco. Allora, questo è stato l'inizio di un abbandono, citando Ostana fino agli anni 50, io conosco bene le valli del Cuneese, no? Ecco, allora, tutte le valli del Cuneese erano sovrappopolate. Poi a partire dagli anni 60 è cominciata la grande fuga, lì c'era il triangolo industriale, Torino, Genova e Milano, per cui il grosso della popolazione, soprattutto nell'ovest, era attirato dai poli di Torino e Genova. Ecco. Allora, questi sono gli elementi su cui bisogna riflettere. E Ostana è stata una di quelle che ha risentito maggiormente di questa situazione devastante, diventando un deserto d'altura. Ecco, allora come l'inversione di tendenza è possibile? L'inversione di tendenza è possibile costruendo un avvenire. Anche qui non gioco con le parole, Poverio ce lo insegna. Una cosa è l'avvenire, un'altra è il futuro. Signori miei, il futuro c'è comunque, è una categoria del tempo, come il passato e come il presente. L'avvenire invece è un qualcosa che costruisci, adveniente, e quindi è l'evento, ecco, perché il futuro può essere anche vuoto, invece l'avvenire deve essere riempito da progetti, da iniziative, da attività, eccetera. Quindi questo è. Allora noi ci attendiamo un avvenire nelle terre di mezzo, no? E quindi attraverso un ripopolamento che non può più essere quello certamente del passato, delle società premoderne, eccetera, però chiaramente bisogna arrivare a costruire un avvenire che può avvalersi dell'apporto di nuovi, no? Di nuovi arrivati, eccetera, che devono operare in un rapporto di interdipendenza, di interazione con i nativi, cosiddetti nativi, o perlomeno quei pochi che sono rimasti. Però anche qui dobbiamo prestare attenzione. Nell'arco alpino non è che lo spopolamento ha interessato tutte le Alpi, perché altrimenti rischiamo le generalizzazioni. A me non piacciono le generalizzazioni. L'etnografo non ama le generalizzazioni. Allora, noi abbiamo delle realtà dell'arco alpino dove lo spopolamento non c'è stato. Penso ai cantoni svizzeri, penso ai Länder austriaci, penso in Italia alle 3 province dove la tenuta demografica è stata resa possibile dalla governance autonoma dei territori, cioè in ordine decrescente della provincia autonoma di Bolzano, della provincia autonoma di Trento e della regione autonoma della Valle d'Aosta. Questi sono gli unici 3 casi in Italia dove la tenuta demografica è stata resa possibile da un modello di governance autocentrato.
Allora, io parto, tu tirami un calcio se me perché non è facile in 5 minuti, anzi chiedo anche aiuto alla delegazione gaglianese se mi dovessi scordare qualcosa di suggerire, e parto con una citazione musicale di un artista abruzzese che lui X dice: controcorrente è duro nuotare anche se sono nato alla riva del mare. Perché riparto da loro, riparto dalla prima fila e riparto sempre da quella cesura anni 80, che è la cesura tra prima il meglio deve ancora avvenire, dopo il meglio è andato. Davanti a noi abbiamo un presente, facciamo difficoltà a pensare un futuro, sempre per quel problema del troppo pieno. E quindi io rimango sempre abbastanza colpito dal fatto che, ad esempio, quando ragazzi si descrivono come generazione, si descrivono come disillusi, apatici, disorientati, e tutti termini del genere, che sono termini che iniziano con un prefisso di negazione, cioè non provo empatia, non ho un orientamento, non ho un'illusione. L'illusione è fondamentale per un avvenire, per poter proiettarti, per potersi proiettare in futuro. E le montagne di mezzo, questa, decentralizzazione possono servire a questo. Quindi riallacciare una fiducia con il futuro e magari pianificare e programmare un avvenire cercando di avere voce e cercando di attorniarsi di tanti alleati che magari hanno competenze, quelle competenze esperte, che però le mettono a disposizione con una messa a terra reale, carne ed ossa, no? Come diceva il professore. Dunque, Montagne in Movimento nasce nel 2019. Si pone 3 macro obiettivi, cioè qualsiasi attività noi facciamo è in funzione di questi 3 macro obiettivi, cioè noi facciamo antropologia trasformativa, dobbiamo creare le condizioni affinché si trasformino le cose. Verso cosa? Quali sono le direzioni? 1, questioni ecologiche. 2, questioni del rapporto faccia a faccia, vis-à-vis. Cosa hanno di grande valore e grande opportunità, i paesi di montagna? La dimensione di scala, perché la dimensione di scala ci permette di prendere decisioni, di poterci guardare faccia a faccia. Cioè noi sviluppiamo modelli di governance con signore di 80 anni e bambini di 5 anni, anche perché il paese è intergenerazionalità, che pian piano si formano e cominciano a prendere decisioni importanti. Guardate con le comunità energetiche cosa avviene, e magari poi ne parleremo. Il terzo punto è il punto più difficile di tutti, però noi dobbiamo, e noi facciamo veramente tanta fatica a lavorarci, e sono le questioni di genere. Perché se dobbiamo generare nuovo popolamento sulle montagne, bisogna assicurarci quel rispetto, quella pazienza, quella dispensabilità tra gli abitanti e i nuovi abitanti. Però è anche vero che, parleremo magari anche dopo di femminismo morale, cioè ci sono delle crisi, proprio cioè un substrato a volte quasi un po' di arretratezza culturale, ok? Noi dobbiamo invece abitare questi luoghi e porre le condizioni, ma le condizioni non vanno poste portando in alto la propria cultura e convincendo gli abitanti dei luoghi e dei paesi che banalmente, semplificando molto, un nero non è una scimmia, ok? Non glielo devi dire. Ci devi parlare tutti i giorni, cambi argomento, ti fai raccontare la storia sua, la storia del luogo, e quella cosa genera un rapporto di fiducia, genera un'amicizia, e il risultato è che molto probabilmente, quando si parlerà di temi legati a, razzismo, politica, eccetera, il Signore dice no, c'ha ragione Raffaele. Quando si parlerà, e alla fine quel Signore genererà, una fiducia e un'apertura culturale, ma non perché razionalmente gli è spiegato che il nero non è una scimmia, proprio perché ognuno di noi porta dei modelli culturali che si incontrano e si devono incontrare, si devono contaminare. Questo è il tema. Cosa facciamo a Gagliana Terno? Allora, questo. Ad esempio generiamo un popolamento come arrivano, cerchiamo di intercettare la domanda di montagna e cerchiamo di governarla, perché i paesi sono molto delicati, sono molto fragili, specie se in trasformazione. Quindi ad esempio la storia e poi le storie, le biografie,
la storia di Giovanni e Chesi, lei di New Orleans, lui americano, arrivano a Gagliano, stanno 10 giorni, fanno attività in paese, la giornata ecologica, la partita a carte, eccetera. Poi vanno via, nel frattempo il paese dice: oh, abbiamo conosciuto Giovanni e Chesi, fanno 2 considerazioni, poi tornano e fanno altre cose e cominciano a pianificare. E qui arriva un tema importante che Vanni ha ricordato prima, e so che ci sarà, come dire, l'anniversario domani, che è il terremoto. La nostra terra è una terra terremotata, cratere 2009, le prime gru sono arrivate 2 anni fa e naturalmente ciò rappresenta sì una tragedia ma anche una grande opportunità, perché dobbiamo costruire, ma il terremoto, così come tante cose, non può essere una ricostruzione materiale, deve essere una ricostruzione immateriale. Quindi cosa cerchiamo di fare? Dopo i primi passaggi di, come dire, prime abitazioni, no? Proprio temporali, di quei 10 giorni, 2 settimane, dopodiché ci si mette a tavolino col sindaco, con le carte e si comincia a pianificare sullo spazio reale. Per cui ad esempio questi ragazzi ad ottobre, probabilmente l'anno nuovo, perché a ottobre finiscono i lavori, aprono il forno. Il primo forno che riapre in paese dopo... Cioè, prima attività, scusate, economica che riapre in paese, una è stata aperta qualche anno fa, ma insomma aprire il forno di nuovo con questi 2 ragazzi. E come hanno fatto ad aprire il forno? Semplice, vanno nelle case delle signore e fanno i confortini, le letizie, e sono 4 dolci tipici di Gagliano, no? Quella cosa lì, quei pomeriggi passati insieme, sono le signore che dicono a questi ragazzi: state diventando gaglianesi, perché io vi do le ricette, e quella ricetta è la gaglianesità, ok? E vendere il pane, anche lì, non è una banalità vendere il pane in un paese, ok? Si creano, come dire, gli ecosistemi, un'ecologia che è fatta di economia, che è fatta di cultura, che è fatta di tutte le sfere. Ogni paese è un mondo. È un mondo che con una propria lingua, che può generare, come dire, ha una coscienza di luogo e può generare il proprio percorso. Poi, comunità energetica, velocemente. Comunità energetica ad oggi è la forma reale di transizione ecologica, ma attenzione, è molto complesso fare le comunità energetiche e soprattutto le comunità energetiche non sono cioè io dico sempre che sono 3 le competenze che fa le comunità energetiche: la competenza, diciamo, tecnico-ingegneristica, la competenza giuridica e la competenza antropologica, sociologica, ma al 60-70% quella che prevale è quella antropologica, sociologica, perché per mettere i pannelli o fare il regolamento dal punto di vista giuridico non è che tutto sto lavoro rispetto a far combaciare le idee di casa e generare cooperazione tra le diverse comunità che sono nei paesi, perché nei paesi non è che c'è una comunità, sì, è la comunità, ma ad esempio poi dentro quella comunità ci sono altre comunità, c'è la comunità di gaglianesi, c'è la comunità di neoabitanti, c'è la comunità di rumeni. Scusate, mi chiamano. Il passaggio di microfono. Ed è così, Ostana uguale, Il panificio ha riaperto dopo più di 30 anni che non c'era un panificio lì, con 2 ragazzi, Flavio e Chiara, che sono arrivati. Nei primi 2 anni sono andati in giro per le case a dare una mano alle signore, a conoscerle, a farsi conoscere, e poi è stata la comunità ad aiutarli ad aprire il primo panificio. Loro stessi, quando è partito, non ci credevano che sarebbe arrivata così tanta gente. La comunità all'inizio era molto scettica, diceva sì, aprite, però insomma i mesi estivi va bene, luglio, agosto lavorate, poi capiamo cosa succederà. Loro non solo sono aperti tutto l'anno, ma stanno assumendo mano a mano gente, hanno già assunto 2 persone, quindi sta crescendo, no? E come è nato il panificio, così si stanno aprendo altri esercizi. Quello che è successo lato nostro come cooperativa di comunità è stato che quando siamo arrivati c'era un enorme centro culturale da prendere in gestione e il comune cercava un gestore unico, in verità anche per altri asset pubblici, quindi un museo, una foresteria per dormirci, un centro benessere che doveva essere completato, eccetera. Noi abbiamo partecipato alla gara, abbiamo preso questi edifici, ma l'idea che c'era dietro non era tanto quella di trovare un lavoro per noi, che l'abbiamo, ma quello di creare, come la cooperativa di comunità, posti di lavoro. Per cui la cosa che è successa è stata proprio aprire un dialogo con la comunità, perché le persone di quel luogo e quelle nuove che stanno arrivando trovassero appunto dell'operatività. Noi le stiamo accompagnando, le varie attività, e poi mano a mano ovviamente queste persone le prendono in gestione.
ma abbiamo fatto lo stesso tipo di processo che raccontava Raffaele, cioè l'idea di aprire delle aree di test, chiamiamola così, di nuovo ripopolamento. Tante volte quando siamo in giro, in Trentino, eccetera, ci dicono ma perché così vengono più turisti? Ma anche no. Non stiamo lavorando sul turismo. Certo, il turismo è un asset, va benissimo, porta un pezzo di denari, ma non è quello l'obiettivo. Cioè un posto dove ho dei transiti che non lasciano nulla non mi serve più di tanto. Io ho bisogno che lì si sedimenti una comunità. Quindi noi siamo entrati in una piattaforma europea che si chiama Smart Rural, siamo 15 in tutta Europa, Ostana è l'unico paese italiano che è entrato in questa piattaforma qui, dove abbiamo messo la mobilità sostenibile, le comunità energetiche e le residenze d'artista. Perché? Perché la tecnica, la tecnologia, la scienza, l'antropologia e la cultura devono essere parte di una stessa cosa. E le operazioni che stiamo facendo hanno portato al dialogo con più livelli, è una sorta di modello arborescente, per cui abbiamo bisogno che le radici siano molto radicate al suolo con la popolazione che vive lì e di condivisione con loro. E i progetti devono essere collaborativi. Quando abbiamo cominciato l'anno scorso a parlare molto bene ogni mese con la comunità, sono venuti fuori bisogni che noi non avremmo mai immaginato ci fossero. Di 100 abitanti, quasi metà sono giovani, abbiamo 15 bambini piccoli, ma piccoli piccoli, e la prima richiesta è stata un asilo nido. L'asilo nido, sicuri? Qui? Sì, ok, asilo nido. Siamo partiti l'anno scorso con una scuola estiva, ha funzionato, adesso è attivo l'asilo nido, dopo 50 anni che non c'era più la scuola. A Ostana c'erano 3 scuole, 1300 abitanti, 3 scuole. E questa è stata, no? Per la comunità una cosa fantastica, e la comunità è ingaggiata perché è un modello orizzontale. La cooperativa non è un'azienda, anche se è secondo settore, è un modello orizzontale, quindi chiunque entra ha una responsabilità e un ruolo attivo, nel bene e nel male. E quindi su questo la comunità dentro, e la comunità spostata anche con l'attenzione su le cose belle, non solo quello che ti serve e ti interessa, ma anche le cose belle, perché un altro bias che noi abbiamo è immaginare che se c'è un servizio interessante e utile, dalla montagna devi scendere. E le cose belle succedono a Milano, a Londra, a New York, a Berlino, a Torino. Ma in montagna, sì, insomma, c'è il filmetto estivo, gratis, se non ti viene nessuno, che va ben così. Ma perché? Chi l'ha detto? Per cui nel modello che noi stiamo cercando di portare avanti, l'idea è, ok, i Marlene Kunz devono fare il nuovo lavoro sul cambiamento climatico da noi, ma finché ci sono i Marlene Kunz che registrano l'album, facciamo gli incontri con Union Camere e le nuove start-up che si stanno muovendo nella valle, e facciamo l'incontro con un museo del cinema che ci porta alle sperimentazioni in campo ambientale con Cinema Ambiente, e facciamo gli incontri con tutta una serie di interlocutori. La gente che arriva lì il mercoledì fine ottobre trova un sacco di gente e ci dice: cosa succede? C'è un workshop col Museo del Cinema, ma posso entrare? Ma certo. Ma la musica? Ci sono i Marlene sotto che stanno registrando un nuovo album. Ma stai scherzando? Ma qui? Ma i Marlene? Ma si può vedere? Sì, studio aperto, entrare. Questa cosa qui ha un potere disruptive, perché ti fa capire come quella montagna lì è la montagna che le persone vogliono e come la costruiscono. Non c'è una cosa data, c'è un processo, e il processo è lungo. Quella cosa che è emersa prima nel laboratorio precedente, noi non siamo più immaginati, le nostre istituzioni assolutamente, ma neanche noi come cittadini o come aziende tante volte, a pensare sul medio-lungo periodo. Perché? Perché noi siamo troppo veloci, la nostra epoca è troppo veloce, per cui non lo sai, fai fatica a prevederlo, ti arriva un Covid e cambia tutto, no? E questo vale un po' per tutti. Però il problema è che i secoli scorsi, quando cominciavano a costruire le cattedrali, lo sapevano già che non le avrebbero mai viste finite. Mettere via il whisky buono, è il whisky degli angeli, si chiama così in Scozia. Perché? Perché tu non lo berrai mai, lo berrà tuo nipote. Cioè l'investimento sul futuro comincia qui, ma è una sfida. E noi non sappiamo più farlo. Quindi il gioco è un po' quello. Per cui, ultimo giro di questo tavolo, futuro, perché inizia ora, no? Questo futuro. Ma cosa stiamo facendo concretamente? Cosa hai visto tu in giro nelle varie situazioni che citavi, Annibale?
per guardare avanti non l'anno prossimo cosa succederà con la nuova amministrazione, oddio mi cambia il sindaco, la regione, aiuto, no, 10 anni, 30 anni, cosa hai visto che sia qualcosa che secondo te arriverà lì? Cosa hai visto? Ma guarda, io ho sentito parlare anche negli interventi precedenti del rapporto pubblico-privato, no? Ecco, io credo che anche attingendo a quella che è la tradizione, che però va innervata con l'innovazione, perché non dimentichiamoci che la tradizione è l'innovazione riuscita, non è il passatismo, questo deve essere ben chiaro, ecco. Cioè è quello che di buono si è salvato nell'opera di selezione, no? Ecco. Allora, nelle zone di montagna, oltre che il pubblico e il privato, c'era il collettivo, il bene comune. Il bene comune che è una cosa diversa anche dal punto di vista giuridico rispetto al pubblico e privato. Nell'Ottocento c'è stata la polarizzazione pubblico-privato, no? Ecco, la cartolarizzazione, eccetera, per cui tutto ciò che era collettivo doveva essere smembrato, ecco. E quindi acquisito o dal privato attraverso l'acquisto del bene o dal pubblico, cioè comuni, province, regioni, cioè dalla burocrazia, no? Ecco, perché sappiamo bene che il pubblico lavora attraverso la burocrazia, ce lo insegna Weber, Max Weber, quindi è il nuovo gigante della modernità. Allora, da un po' di anni a questa parte comincia a farsi strada questa terza via, che si intravede qua e là. L'input l'ha dato l'economista Elinor Ostrom con l'idea dei commons, no? Ecco, e nell'Arco Alpino cominciano a farsi strada queste cose. Anche ad Ostana e nel comune confinante sul versante francese del Monviso, cioè a Briesse, no? Ecco, nel comune di Briesse un territorio come la Francia, quindi dove uno Stato ultracentralizzato, dove le autonomie locali non è che contassero molto, pesassero molto, però si è avviato negli anni 90 il processo di riscoperta della cosiddetta riforma fondiaria basata sull'associazionismo fondiario, cosa che il sindaco di Ostana ha incominciato a fare. Si sta facendo in Trentino con gli usi civici, il rilancio delle regole, eccetera, e c'è un po' dappertutto, anche nell'Appennino ci sono. E diciamo che il legislatore italiano, cosa inaudita, che secondo me è incredibile, grazie agli studi del giurista, il professor Paolo Grossi, però, è stata varata nel 2017 la legge sui domini collettivi. Ecco, allora qui bisogna fare delle riflessioni, perché anche questa terza via, che ben si adatta alle terre alte e alle terre di mezzo, molto di più del dualismo pubblico-privato, perché il pubblico viene percepito lontano dalle comunità e il privato viene percepito come qualcosa che, perseguendo finalità di scopo di profitto immediato, è difficile da perseguire. Allora oggi c'è, mutatis mutandis, c'è questa riscoperta di quelli che sono i beni comuni attraverso l'esercizio dei beni collettivi. Questo è un fenomeno che io riscontro in tutto l'Arco Alpino. Anche in Svizzera sono i patriziati, no? Nella Svizzera realmente, nella Svizzera tedesca, eccetera. Potremmo andare avanti così. Ecco, questo è uno che comincia a ingranare e dove è stato realizzato comincia anche a funzionare. Tra l'altro ha anche un valore in rapporto a quello che è il problema della tutela dell'ambiente e del paesaggio, perché non perseguendo finalità immediate di lucro o un distacco burocratico da quello che è il territorio, è chiaro che come nelle regole medievali il rispetto del limite e quindi dell'ambiente, evitare il sovraccarico, no? Penso ai pascoli, penso ad altre cose di questo genere, in qualche modo agisce in maniera indiretta, non burocratica, non centralizzata, non calata dall'alto, top down, ma un modo di governare l'ambiente, il territorio, il paesaggio in maniera partecipativa. Grazie Nibale. Seguo a ruota dicendo che, guardando e osservando l'andamento demografico dell'Appennino, ci accorgiamo che c'è un'eccezione e l'eccezione sono gli ultimi 100 anni. Per il resto della storia l'Appennino era estremamente popoloso, erano le coste spopolate che
come dire, erano le minacce, no? Perché dalla costa arrivava la minaccia. Ricordiamo Appennino Mediterraneo, Alpi Europa. E quindi che vuol dire? Che tutte queste universitas si chiamavano, queste comunità, questi paesi arroccati su tutto l'Appennino, cosa facevano? Coniavano moneta, producevano cultura, economia, erano centri vitali, centri di produzione. E l'idea è che questo debba diventare di nuovo, ma benissimo, usi civici. Certo che ci sono su in Appennino, tantissimo, gli usi civici. Quindi che cosa vuol dire usi civici? Terreni collettivizzati che vengono utilizzati dalla comunità che vive quel terreno, per il bosco, per la terra, per la caccia e via dicendo. E poi comunità energetica. Che vuol dire comunità energetica? Collettivizzazione dell'energia. E attenzione, chi controlla l'energia controlla il potere. Cioè è il bene primario. Noi dal fossile non abbiamo generato le parole per parlare di energia, perché accendiamo e spegniamo le luci, perché mettiamo a ricaricare il telefono, ma pensate una vita senza energia, non abbiamo le scale, nulla. Cioè noi senza energia non viviamo e abbiamo il paradosso che non abbiamo le parole per parlare di energia. Ed è collettivizzazione dell'energia. Ma ancora la cooperativa di comunità che cos'è? Non è collettivizzare il lavoro? Cioè queste cose sono forti, sono forti, e dirle oggi davanti a questo deserto culturale, e che tra l'altro non fa altro che spaventarci in tutti i giorni, ci dà una direzione forte. Poi non abbiamo parlato di un momento, no, di sospensione che è stato secondo me fondamentale, che è stato il Covid. Perché io lo vedo, i movimenti giovanili che stanno nascendo sull'Appennino, così come sopra le Alpi, cioè ci siamo tutti conosciuti durante il Covid perché facevamo le call, poi finito il Covid abbiamo cominciato a fare le assemblee, ora ci sono movimenti che cominciano a essere veramente molto molto interessanti. E quella risalita della corrente, Appennino Tosco-Emiliano, sta in mezzo tra Firenze e Bologna, tra due città d'arte universitarie. Che cosa fanno i ragazzi? Vanno su. È un'ultima cosa. È il progetto Neo che abbiamo a Gagliano Terno, abbiamo anche una radio e tante altre cose, ma veniteci a trovare, siete tutti ospiti se ci entriamo. Il progetto Neo è il secondo anno ed è la fase beta. L'anno scorso abbiamo fatto il pilota, quest'anno è il beta. Il progetto Neo si chiama Scuola Immersiva di Attivazione di Comunità e Transizione Ecologica. Perché? Perché per mettere a terra i saperi esperti, per fare tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, ci servono degli intermediari culturali, delle persone che riescano ad essere dentro la comunità, ma riuscendo a prendere nuovi abitanti e altri saperi, cercando di modulare questi incontri. E con questa scuola noi cerchiamo di formare queste professionalità e cerchiamo di farle riconoscere giuridicamente, perché i cambiamenti passano da queste competenze e da queste professioni. Ed è impressionante quello che accade con questo progetto, perché noi facciamo una call nazionale, cioè abbiamo il sito, facciamo una call nazionale, c'è un form dove chiunque vuole, chi ha una domanda di montagna, soprattutto addetti ai lavori, ragazzi che magari hanno lasciato l'università per il Covid o semplicemente hanno capito che le opportunità stanno lì, si candidano e devono rispondere scrivendo delle risposte a delle domande, e devono fare un video di 2 minuti in cui ci mettono la faccia. Poi la selezione avviene in 2 turni. Il primo turno è la commissione di paese, quindi c'è il paese che candidato per candidato, con degli indicatori, crea poi una graduatoria, perché il paese deve essere partecipe già da subito di questo, perché sono persone che verranno a vivere 6 mesi a Gagliano Terno. E l'altra selezione la fa un comitato tecnico scientifico, ma la cosa impressionante qual è? È la storia di vita di questi ragazzi che si candidano, cioè ragazzi che lavorano in grandi aziende, lavorano nel pubblico, alle poste, che ti dicono e ci danno pure una responsabilità assurda, perché ti dicono: guarda che se mi prende il progetto Neo dimmelo, perché mi devo licenziare in tempo dalle poste a tempo indeterminato, mi devo licenziare in tempo dal posto di lavoro che ho. Perché? Capiamo bene che il problema per noi non sono i soldi, cioè noi mangiamo, non sono i soldi il problema è il senso, chi siamo, questo è. E quindi luoghi di senso le montagne, e senso il futuro delle montagne.
Assolutamente sì, e questa è la cosa che sta succedendo anche da noi. Vi dicevo prima un modello arborescente perché a partire da queste consapevolezze bisogna essere in grado di creare reti forti, posti come Gagliano, come Ostana, come tanti altri che si stanno muovendo sulle Alpi e sugli Appennini, si stanno mettendo in connessione. Dall'altro anno noi ci siamo conosciuti a Ostana perché abbiamo cominciato a creare una sorta di festival delle cooperative di comunità, perché da soli non si va da nessuna parte, per cui alleanze tra di noi, alleanze anche con i livelli più grandi di noi, no? Nazionale, europeo. Stiamo facendo tanti progetti europei, stiamo lavorando con San Paolo, con le fondazioni, con tutta una serie di interlocutori che stanno vedendo in quelle che prima erano le aree marginali laboratori ad alto potenziale di innovazione, dove le persone devono reinventarsi davvero tutto, no? Vi parlavo all'inizio di tavolozza bianca, ma il ridefinire le professioni, ci sono nuovi lavori. Che non ci sia lavoro non è vero, che non ci siano soldi non è vero. Abbiamo dei bias mentali pazzeschi sulla montagna ancora di più che sulla città. L'Europa sta distribuendo capitali immensi. La stessa strategia SNAI ha distribuito alle aree interne capitali immensi che non sono stati capitalizzati, a volte resi. Noi all'Europa rendiamo quasi il 70% del poco che riusciamo a portarci a casa. Siamo dei pazzi. Non è un problema di soldi, è un problema di visione e va ricostruita, è quella la vera sfida. Come dire, e va fatta però in connessione, cioè non c'è un livello alto, un livello basso, ormai siamo dentro a questa macchina, è un sistema complesso e la vera cosa secondo me è proprio superare, e queste realtà qua sono piccole, ti permettono di dialogare faccia a faccia, ti permettono di misurare subito se stai cannando la direzione o la stai intercettando correttamente. Questo anche aiuta tanto. A Milano non sai subito perché una roba funziona o no, nel piccolo paese batti subito no, sul muro se non funziona. Ma ci aiutano a avere dei modelli per cominciare ad affrontare la complessità. La più grande sfida per noi da qui al futuro, e su cui stiamo lavorando a Ostana, è proprio questa, cioè laddove tante volte le stesse istituzioni hanno paura della complessità, e se una cosa non è sufficientemente semplice e banale da farci un tweet non la vogliono, a noi non interessa, perché il mondo è fatto di complessità. E noi dobbiamo avere la forza di non aver paura di quella complessità lì, perché la natura è complessissima, eppure funziona. E noi siamo natura, quindi noi possiamo funzionare, ma dobbiamo farlo insieme, questo sì, perché da soli si fa troppa fatica. A voi. Bene. Allora, noi siamo partiti con 38 minuti di ritardo. Adesso dobbiamo lavorare sodo. E Alessia, che ci racconti? Noi dobbiamo trovare il modo di accendere i fuochi che abbiamo promesso all'inizio. Sì, vediamo. Oddio, aiuto, mi sentite bene? Sì. Allora direi vediamo se qualcosa si è acceso a prescindere da sollecitazioni che diamo puntualmente, quindi se qualcuno ha già scritto ecco. qualcosa. Prego. Sì, ma devo scrivere, Camilla. quindi puoi portarcelo qui se hai scritto qualcosa? I post. Allora noi adesso... Allora tu me lo dici e io scrivo. Perfetto. No, io allora ho trovato, cioè, sugli spunti dati dai relatori, con cui mi sono anche molto in parte ritrovata. Io vivo in un paese di montagna di 49 abitanti, si chiama Tramonti di Mezzo, è qua vicino tra l'altro, quindi capisco bene le dinamiche. E ripeto, mi sono ritrovata tantissimo su quello che avete detto e da lì mi sono venute fuori questa analisi, ho trovato un punto per categoria, diciamo, vado subito al sodo, insomma. E tra cui appunto come punto di forza l'abbandono, che come ha detto la dottoressa Zilio, come ha detto la dottoressa Zilio, l'abbandono è un punto di forza perché nel momento in cui tu arrivi in un territorio svuotato, effettivamente hai carta bianca, hai la carta bianca dal punto di vista sociale, culturale, economico, e quindi è da vedere come appunto un'opportunità di svolta l'abbandono. Poi come debolezza, sì, vado veloce perché ho detto che hanno poco tempo, quindi vado dritta.
E come debolezza, appunto, sempre riferendomi a quello che diceva la dottoressa Zilli, l'acquisizione della fiducia, che è un punto cruciale, perché per quanto la tradizione possa essere un punto di forza, è inevitabile che ci si scontra contro una persona che ti dice: ma tu chi sei? Ma chi ti credi di essere a venire qua a dirci come dobbiamo fare le cose? E alcune volte funziona, con altre è molto più complicato, quindi sicuramente questa è una debolezza. Poi come opportunità abbiamo quello che diceva Raffaele sulla decentralizzazione. Io la ridefinirei come decentralizzazione centralizzata, intesa come la decentralizzazione perché i luoghi sono anche geograficamente collocati in una posizione marginale, sia concretamente che anche, diciamo, mentalmente, e decentralizzata anche perché dal centro che può essere questo posto si può creare una rete, sempre come diceva la dottoressa Zilio e Marlene Kunz con tutto il museo di musica. Insomma, la tradizione può essere comunque agganciata con fattori esterni che possono generare ulteriori opportunità. Centralizzata perché riporta la comunità al centro, quindi un modello di governance autogestito in cui la popolazione diventa attiva, diventa autosufficiente e in continuo cambiamento. Come si diceva nella presentazione di prima, per chi c'era, le opportunità che possono venire benissimo da fuori, non devono essere per forza viste in modo negativo. Minaccia, e qui concludo velocemente, è il rischio della perdita, l'inflazione del valore generato, è sempre un terno al lotto appunto per le problematiche descritte in precedenza. Ecco, tutto qua. Grazie Camilla, molto bene. Allora, a parlare solo con i post compilati, per favore, perché abbiamo poco tempo. Quindi, con i post compilati? No. Le regole sono, questi qua sono stati distribuiti, con i post vanno compilati, prego. Procediamo. Andiamo. Allora, questa mattina mi ha fatto molto piacere sentire. Mi ha fatto molto piacere stamattina sentire dagli ingegneri una delle. No, non va. Posso dire? Ci sono delle cose. Stamattina dicevo, mi ha fatto piacere sentire da degli ingegneri una frase che in realtà di uno psicologo che si chiama Levin. Qualcuno ha detto: il tutto è più della somma delle sue parti. Secondo me quello lo metterei tra i punti di forza, perché come dire, pensare al futuro delle montagne secondo me si può solo fare se riusciamo a contaminarci, se riusciamo a no, ho piantato un casino. Se riusciamo a, come dire, a unire diversi sguardi, e lo dico perché sono tanti anni che lavoro in piccolissimi paesi in Piemonte. Oggi, unendo 4 paesi, unendo la cultura, perché c'è una forte componente culturale, ci sono molte associazioni che lavorano su quel territorio, ma anche le cooperative sociali, con i sindaci, l'innovazione nasce per forza. Come dire, quindi la forza secondo me è lì, è unirsi, contaminarsi e provare a vedere che le soluzioni spesso ci sono già dentro le comunità le soluzioni. Io lavoro in paesini di 80 abitanti, cioè pensavo di non trovare niente, cioè sono riuscita a attivare 2 nuovi abitanti francesi, hanno organizzato gli aperitivi linguistici, insegnano il francese e l'inglese ai giovani che ancora vivono lì, insegnano agli anziani come si usa il computer.
organizzano eventi, adesso vogliono lanciarsi a fare un campeggio selvaggio come dire, per riflettere in maniera concreta sul cambiamento climatico. No, non sono andata a trovare le persone fuori, le ho trovate lì, le ho solo, come dire, fatte uscire allo scoperto, perché spesso stanno nascosti. Quindi metto questo. Poi invece, ecco, l'opportunità, metto una parola anche qua. Uno dei miei psicologi preferiti si chiama Bion, quando parla di cambiamento dice che il cambiamento è catastrofico. Io lo vedo come un'opportunità, crea una bomba spesso, tu arrivi in dei posti, io sono stata una catastrofe su quella valle, perché ho iniziato con un festival a lavorare su questo territorio della Valle Stura. Il festival è uno strumento, non mi sento particolarmente brava e non sono da sola a farlo, però una volta che capisci il meccanismo, parti da ospiti più o meno locali, siamo arrivati a Emer Kusturica, che abbiamo portato in questo paese di 80 abitanti. Non è bravura, nel senso è capacità di essere degli stalker e basta, ma quello che è importante non è il festival. Quello che è importante è che fai vedere, una volta un vecchietto, perché poi questi ospiti li facciamo mangiare nel ristorante di paese con i vecchietti del paese, e una volta un signore mi ha colpito tantissimo perché mi ha detto: noi non avremmo mai pensato che si potesse organizzare una cosa così a Valloriate, ma mai, invece voi ci avete creduto. Cioè, quello che è importante è che, come dire, a volte con le azioni, in montagna cosa dicono sempre? Si è sempre fatto così e si farà sempre così e tutto andrà così. Tu invece con la cultura, con un'azione diversa, riesci a rompere quello schema lì e riesci a fargli capire che possono cambiare. E lì allora è la potenza di un festival o di un evento culturale, secondo me, in questi piccoli luoghi. Perché noi siamo abituati a pensare per schemi e quindi le cose le dobbiamo incasellare. E facciamo fatica a far cambiare le persone e a far cambiare alle persone gli schemi. Con la cultura noi entriamo su un'altra strada, riusciamo a far capire loro coi fatti e divertendosi che le cose possono andare in un altro modo, che veramente siamo riusciti a portare Amy Kusturica lì, che se anche loro ci credono le cose possono cambiare. E quindi è vero che potrebbe essere una cosa negativa il fatto che il cambiamento è catastrofico, ma da lì dobbiamo partire, perché del cambiamento ne abbiamo bisogno. E poi finisco. No, nelle minacce, che non l'ho ancora scritto, ma quello che scriverei, la più grande minaccia è l'assenza dei sogni. Cioè, quando trovi comunità dove non c'è più nessuno che sogna, quella è una minaccia enorme. Poi sì, le minacce sono anche l'assenza, diciamo, di politici visionari spesso, ma a volte si incontrano anche quelli, io li ho incontrati, ve lo assicuro. Quindi forse la minaccia più grande per me è quando la gente smette di sognare, è quando non riesci più a fargli credere che un futuro diverso ci può essere. E l'ultima invece è la debolezza e la resistenza al cambiamento. Vabbè, la resistenza al cambiamento è enorme in montagna. Io ho adorato la dottoressa Ziglio che ha raccontato quella barzelletta, anche io la racconto sempre, perché è molto cinica, però è molto vera, è così. Quando metti insieme rompi. Io ho messo insieme tante cose in quella valle. Quando sono partita da Valloriate, questo paesino, ho detto vabbè, ma io devo guardare tutta la valle, che sono 12 comuni, e vedevo che non erano organizzati. Ho provato a mettere insieme prima le imprese, ho creato un consorzio e poi un marchio di prodotti. Ci sono riuscita, ma alla fine, come dire, non durano nel tempo per quel motivo lì. Cioè, vi racconto questa cosa del marchio di produttori. 8 piccolissimi produttori vengono messi insieme con un negozio che gli vende i prodotti. Cioè, fantastico, no? Avete vinto tutti, secondo me. No, perché alla fine lo fanno saltare? Perché la negoziante guadagna. E non va bene. E non va bene che la guadagna. Non c'è nessun verso, l'invidia, diciamo, verso il guadagno
di una negoziante che solo passa il prodotto, non l'hanno retto, cioè il marchio praticamente sta sparendo. E quella è quella cosa lì che hai detto te. Bisogna andare oltre e dire va bene, prima o poi succederà qualcosa che vi farà cambiare. Bon, ho finito. Bene, intanto che mettono a posto i post, Laura Matella, se può dire, essendo breve, perché c'è l'acqua che bolle per la pasta. Ho scritto, ammesso che abbia visto bene i colori, la lontana. Allora, gli aspetti, allora, ha ragione, opportunità, mamma mia che strazio, allora, le opportunità vengono date da un approccio più ecologico che hanno le persone rispetto a prima, e quindi ho un desiderio di vivere maggiormente nella natura, e questo è uno. Poi la rivalutazione dei luoghi, degli ambienti e dei territori, che piace molto anche ai giovani, e io questo le vedo come opportunità. Come minacce, la minaccia maggiore secondo me per tutta la montagna è la politica regionale, insieme a quella di alcuni sindaci che vedono la nostra montagna come la nuova Disneyland, riempiendoci di strade inutili, di stradoni, di piste nuove vecchie da sci, per cui usano l'acqua per fare neve artificiale e via dicendo. E quindi in questo momento la politica regionale e in alcuni casi locale è più una minaccia di quanto non sia una realtà. E mi scusino chi ama la nostra regione se dico così, è un mio pensiero più volte espresso. Dei fattori aspetti, cos'è il verde? Appunti di forza possono essere, attenzione, le esperienze pregresse che la storia della carne ha avuto a livello transfrontaliero, cioè qui non eravamo chiusi, qui eravamo aperti, Austria, Slovenia, c'erano comunità intere, persone che giravano, esperienze che viaggiavano. Su quelle si è costruita una parte anche del discorso storico e culturale della Carnia. Allora, giallo cos'è? Debolezze. Paesi visti solo come funzionali al turismo e la mancanza di servizi. Chi viene in un paese in cui non è garantito un medico di base e non è garantita una sanità decente? Nessuno. Questi sono i punti reali. Trasporti pubblici, sanità in crisi totale e mancanza di spazi pubblici, ma anche privati gestiti non per guadagnare, di incontro e di scambio. 1, 2, 3, 4. Adesso arrivano i post, adesso c'è Michele. Buongiorno, grazie. 2 minacce. La prima è che la povertà, come l'ha indicata Annibale, non è di moda e non è attraente, quindi non è neanche promossa né pubblicizzata. La seconda invece va un po' controcorrente, perché è molto bella questa cosa delle piccole comunità, delle comunità di 10 abitanti, ma penso a dove abitiamo noi. Siamo un posto piccolissimo che al 2001 aveva 145 località abitate, senza contare le case sparse, che una volta erano comunità. E così in tutte le Alpi. Quindi è un modello molto inefficiente, perché persone abili come, e bravissime, fantastiche come Manuela, quante risorse tolgono alle altre comunità? Lo dico come provocazione, tra virgolette, perché accentrano risorse, accentrano denaro, accentrano persone. Chiaramente è un bilanciamento da trovare. Quindi 2 minacce.
Bene, altri? Paolo? Allora, punto di forza e il basso investimento materiale per riattivare gli spazi. Alla fine la montagna costa poco rispetto alla città e in un periodo storico, diciamo, di alta inflazione o rischio di un aumento esponenziale dei vari costi, la montagna da questo punto di vista ha un punto di forza. Come debolezza però, concordo con quello che è stato appena detto anche, il problema del basso numero di individui e dell'assenza di economie di scala che portano a non avere servizi. E per carità, bello il panificio di comunità, ma poi il problema è il medico. E in più il rischio di creare una montagna per elite, un'elite intellettuale, culturale, magari che va in montagna, si diverte, bello, ma non sposta i numeri. E da ultimo, non banale, rifacendomi a quello che diceva prima il professor Salsa, è l'uso di strumenti della città. Cioè la montagna del Settecento è una montagna che autoproduceva tutti gli strumenti, adesso è una montagna che usa Facebook, ma Facebook non lo fanno in montagna, lo fanno in città, e quindi tu sei comunque sussidiario o dipendi da che cosa la città sviluppa, città in senso come luogo di contrasto per la montagna. Opportunità però, la depressione urbana, insomma, stime valutano che più o meno negli ambiti urbani tra il 20 e il 30% della popolazione abbia qualche forma di debolezza psicologica, cosa che in montagna invece è molto meno assente. Questo potrebbe spingere le persone verso la montagna. In più il cambiamento climatico, se Portogruaro fra 100 anni come previsto sarà sott'acqua, la gente di Portogruaro dovrà andare in su. Se Aquileia sarà sott'acqua entro il 2100, chi abita ad Aquileia dovrà andare in su. Quindi non per scelta ma per esigenza. Ultima minaccia però è la tendenza all'urbanizzazione. Questa è una cosa della modernità, non so se è un progresso o un regresso, ma è un dato evidente. Le città sono i luoghi più importanti in cui sviluppiamo idee, concetti e questioni. I Marlene Kutz vanno a registrare l'album in montagna, ma nascono dalle città. E poi l'elemento demografico, cioè la popolazione anziana in tutto il mondo occidentale, non è solo un problema italiano. E quando la popolazione invecchia, più difficilmente cambia abitudini, cambia comportamenti, quindi è più difficile prendere una popolazione mediamente più anziana e mediamente più adulta, più anziana, e spostarla verso un altro luogo di vita. Grazie Paolo. Da un Paolo all'altro Paolo. Non ho scritto niente. Allora facciamo un altro. Allora, visto che non ha finito di fare gli appunti, facciamo un altro Paolo. Buongiorno. Allora, io ho messo nei punti di forza come prima cosa una ripresa valoriale, perché credo che diciamo, la forza dei paesi, la forza, diciamo, di questi scenari sia proprio al centro il valore umano e il riconoscimento di questo valore. Quindi come punti metto nella forza questo. Poi come opportunità metto un lavoro di qualità e portare, come ho appreso anche oggi, che è anche un po' quello che mi caratterizza di un sogno, portare il sogno a disegnare l'avvenire, come giustamente ci insegna. E poi utilizzare appunto il vuoto come uno spazio per agire, perché appunto se tutto saturo, se tutto pieno, non ci possiamo muovere, siamo fermi, stantii, diventiamo come, invece di essere ruscello, diventiamo come laguna, no? Come lo stagno che non c'è ossigeno. E poi come minacce, lì è un qualcosa che è molto radicato. Un sistema campanilista e autoreferenziale e le ferite del passato, perché ogni popolazione, ogni paesino, ogni, diciamo, realtà porta con sé queste ferite che siamo il tramite noi per consapevolizzare e le generazioni X per
abbattere queste barriere, secondo me. Ecco, grazie. Grazie Paolo. Da un Paolo che sta finendo di scrivere andiamo a un Pierpaolo. Rimaniamo. Grazie. Allora, la prima cosa, come punti di forza, ho messo una cosa che poi ho detto no, non è possibile, poi invece ho pensato, ho detto di sì, la propensione della montagna per il futuro. Apparentemente può sembrare contraddittorio, ma in realtà se siamo qui, e se siamo qui da molti anni, e se ci sono esempi come quelli che abbiamo sentito, e ce ne sono molti altri, vuol dire che in montagna qualcosa sta succedendo veramente, che altrove non sta succedendo. Quindi alla fine ho detto sì, c'è una propensione della montagna per il futuro. Come punti di debolezza, spesso si fanno politiche per aiutare la montagna o per aiutare le aree interne, ma in realtà non si supera mai la concorrenza con la pianura. Cioè non è che le aree centrali o le aree di pianura siano meno aiutate di quelle periferiche, e quindi alla fine si aiutano tutti e si riporta, diciamo, l'asticella al punto di partenza. Quindi comunque la montagna ha sempre una concorrenza superiore da parte della pianura. Allora, come opportunità, una cosa che è già stata detta, questo di soddisfare il bisogno di vuoti nella società del troppo. Sicuramente c'è una percezione da parte di molte persone in generale di questo eccessivo riempimento di tutti gli spazi, anche di tutti gli spazi di vita, anche degli spazi del tempo, e quindi una montagna in cui si può trovare vuoto e anche tempo. E infine, come minacce, la minaccia di in realtà portare le logiche di città in montagna. Forse nella prima parte della mattinata alcune cose di questo tipo le abbiamo sentite, cioè semplicemente di dire spostiamo in montagna quello che si fa in città. Forse non è la soluzione ideale. E poi ne ha parlato anche Michele prima, il fatto alla fine di esaurire il numero degli innovatori, cioè di esaurire il numero delle possibili buone pratiche che si fanno. Cioè non tutti i paesi possono diventare Ostana, perché forse se tutti tentano di farlo molti falliscono, e quindi forse c'è anche un limite a questo tipo di approccio, e forse dovremmo ragionare non più per singoli paesi ma per territori più vasti nelle politiche di innovazione. Grazie per Paolo. Così chiudiamo la partita dei Paoli. Ostana è veramente affascinante come esperimento, ma io per esempio vengo da un comune intero di 196 abitanti in alta montagna, Zoppé di Cadore, per cui come dire, una comunità un po' più vasta, stabile, che tra l'altro ha una buona capacità economica, solo che usa oramai questo paese come seconda casa, cioè ognuno si fa i fatti propri. Questo è un bel tema. Quando mi approccio con tutti gli altri sindaci e soprattutto con gli enti regionali, il prefetto, eccetera, tutti mi dicono: ma che cosa ci fate lì come comune? Dovete fare un'unione con un altro comune, voi da soli non ce la fate, e se va avanti così non ce la faremo. Allora, il punto di forza da trovare è ritrovare il senso di comunità, cioè 196 abitanti devono capire che i propri bisogni li possono risolvere da soli. In quel posto l'anno scorso siamo riusciti a mettere in piedi una cooperativa, in questo caso di consumo perché era la più semplice, con 130 soci. Allora già cambia qualcosa. Una buona parte di soci lavora all'interno della cooperativa come socio lavoratore, e abbiamo assunto 4 persone. Sono i primi 4 posti di lavoro da non so quanti anni che si sono ricreati. Ha aperto il negozio, ha riaperto il bar, e il bar è sempre pieno.
è sempre pieno anche di anziani che ci vanno, di donne anziane che ci vanno. Quindi, come dire, qual è quel post? Ritrovare il senso della comunità vuol dire risolvere all'interno alcuni bisogni, se non tutti. Il punto post giallo è le debolezze. La debolezza è la mancanza del lavoro, cioè un lavoro che sia un lavoro in cui uno prende uno stipendio, in cui abita questi luoghi. Una comunità vive in un luogo e si occupa di quel luogo se ci lavora. Questo è, mi sembra una stupidaggine da dire, ma è così, e a Zoppè di Cadore abbiamo appena ricominciato. Se non c'è, appunto, non funzionerà. Se queste 4 persone, se chiude il piccolo negozio, se ne vanno di nuovo, abbiamo chiuso di nuovo. Io mi faccio l'ultimo po'. Le minacce sono le mancanza di opportunità per i giovani. Cioè, Zoppè ha il più alto tasso di anzianità di tutto il Veneto, siamo vicino ai 60 anni, quindi non so dove è il futuro, francamente. Se non troviamo il modo di dare opportunità di lavoro per i giovani, chiuderemo tra 10 anni e magari abbandonerà di nuovo tutto e il posto è bellissimo, le case sono altrettanto belle e magari rinascerà un'altra Ostana. Grazie Paolo. Dunque, io consegno ad Alessia intanto il post di Paolo, ma anche quelli di Agata, che ti prego di leggerli intanto. Sì, Agata che sta curando il bambino piccolo. Poi ho visto Anna, però nel frattempo lascerei la parola a Angela perché ci sono cose dei social che stanno arrivando. Io riporto le risposte che sono arrivate tramite la diretta Facebook da Marta Tasso dell'Università di Udine. E come... sto scherzando, sono seduta. Vuoto creativo delle montagne, vuoto inteso come spazio di creazione che permette di elaborare e proporre innovazioni e metodologie. Lei propone come punti di debolezza il vuoto dispersivo, ossia il vuoto inteso come capitale sociale che merita di essere valorizzato e potenziato con azioni di relazione e coesione. Come opportunità, lo sganciarsi dall'asset turistico e guardare le montagne con uno sguardo non condizionato da stereotipi radicati. Il concetto di attrattività deve essere in primis inteso come attrattività per chi vive in montagna, qualità della vita e sostenibilità culturale. Infine, come minacce, quando le competenze dei centri urbani e i loro paradigmi non parlano la stessa lingua delle competenze della montagna. Questa era Marta Tasso dell'Università di Udine. Grazie, Anna. E poi a chiudere Giancarlo, mi pare. Sì. No, ancora? Allora, le esperienze piemontesi e abruzzesi ci hanno insegnato e ci dimostrano, e anche qualche esperienza a livello locale, che il punto di forza principale è la comunità, quindi mettere la comunità al centro. E l'appropriazione anche del senso di identità, quindi della comunità, che si riappropria del proprio senso di identità e dei propri valori, tra cui il paesaggio, ma non solo, quindi anche altri valori. Per quanto riguarda le opportunità, qui c'è una lista infinita e potrei continuare. Comunque innovazione e tradizione, perché vediamo che comunque le comunità che sviluppano innovazione mantengono anche un legame alla tradizione. E l'inclusione, quindi saper includere anche altri, il fatto di includere anche altri
l'inclusione di altri abitanti è sicuramente un'opportunità e l'integrazione anche tra visioni e reti, quindi l'integrazione tra visioni diverse e le reti che si creano a livello locale. Quindi il senso identitario, la consapevolezza e sicuramente la bellezza è un'opportunità, e anche, si è detto, i cambiamenti climatici, quindi i cambiamenti climatici sia da noi che come nell'area comunque alpina in generale stanno diventando anche un'opportunità, ad esempio dal punto di vista abitativo, no? Abbiamo visto. Per quanto riguarda le debolezze, l'aspetto della mobilità sicuramente è un aspetto un po' critico, e le visioni settoriali, quindi turismo ad esempio sciistico solo, quindi le visioni settoriali, solo turismo di tipo sciistico, solo di un certo tipo. E per quanto riguarda invece le minacce, io così indicherei divisioni, quindi le divisioni che esistono a livello territoriale, la diffidenza tra le persone, il senso di chiusura che a volte si avverte, e anche i progetti di viabilità ad ogni costo. Tantissime cose, ho cercato di mettere 3-4 concetti così, anche sulla base delle cose che ho sentito. Secondo me uno dei punti di forza è la consapevolezza che si può costruire un avvenire secondo quello che ci ha spiegato il professor Salsa. Il punto, secondo me, di debolezza è la difficoltà di avere una governance strutturata indigena che sia capace di catalizzare e dare continuità ai processi. Poi c'è le minacce, continuare una narrazione distorta della montagna e della sua comunità, e diffondere il concetto di montalità che io ho imparato oggi e vi ringrazio tantissimo. L'ultima cosa, opportunità, costruire reti competenti con quello che c'è e che sia capace di svolgere un ruolo di leadership. Grazie Giancarlo. Noemi, ci sei? Dai, che bello. Dai, da lì, su. Ok. Sì, hanno parlato molto meglio di me prima e quindi faccio un po' fatica. Comunque, come punti di forza, io credo e conosco la capacità innovativa dei montanari, anche se a volte non sembra, ma secondo me c'è. E che c'è ancora una memoria di un modello cooperativo e comunitario, e finché c'è questa memoria penso che poi sia possibile riattivarlo, appunto prima che se ne perda, prima che si perda questo passato. E il fatto che abbiamo un territorio che è in realtà un ponte e un punto di contatto con altri territori, cioè non è solo la periferia dell'Italia, ma è anche un punto di contatto con altre realtà, e questi sono i punti di forza. E come debolezza il passatismo scambiato per tradizione, e mi rifaccio a quello che dicevano perché lo sento e cioè hanno detto cose che ho apprezzato tantissimo. L'incapacità di cooperare tra le comunità, quella storiella del toglimi un occhio si racconta anche in Carnia,
e una visione a volte eccessivamente privatistica e imprenditoriale che ha la tendenza di privatizzare i guadagni e collettivizzare i costi. E a differenza di altri io come debolezza vedo purtroppo la saturazione degli spazi da parte del privato e del turismo in certe cose e quindi la mancanza di questa tavola bianca di cui si parlava. Dunque, questo grazie. Opportunità, ha parlato di collettivizzazione ed è un'opportunità sincera e seria, con la redistribuzione dell'autoritas indubbiamente. Va bene anche l'utilizzo delle nuove risorse, anche il digitale sicuramente, e appunto ritorno al modello comunitario di cui c'è memoria, quindi possiamo riguardare indietro e vedere che in effetti questo modello cooperativo e comunitario funzionava ed è una risorsa da utilizzare. E le minacce per me, poi ci giro sempre attorno ma torno lì, è lo sfruttamento economico da parte di pochi, una visione di business a volte ottusa, l'egemonia della tecnica sicuramente è una minaccia e insieme a quello che dicevate la cultura dell'eccesso. Mi è piaciuto chi diceva che però questa cultura dell'eccesso può essere un po' ribaltata da noi dando gli spazi vuoti, mi piaceva molto. Mi è piaciuto l'intervento di chi parlava di sussidiarietà rispetto alla città ed è in effetti una minaccia questa eccessiva dipendenza e la mancanza di spazio per i giovani. Grazie Noemi. Bene, noi avremmo concluso, ma aspettate un momento, perché non abbiamo chiuso qui. Tanto che lascio il tempo a Alessia che si riordini di idee, 30 secondi. Perfetto. Alessia per le conclusioni. Vorrei farmi odiare ancora di più dato che dobbiamo andare a pranzo. Io non ripeterò quello che avete detto, nel senso che è stato largamente argomentato, ma la cosa che cercherò di fare è mettere un paio di note a margine e un paio di sottolineature su convergenze e divergenze. La convergenza forte che si vede sui punti di forza è la questione che tutti e tutte avete detto: l'abbandono non è qualcosa di necessariamente negativo, è una grande opportunità, perché si ha spazio per fare, si ha spazio per agire. Io però mi permetto di aggiungere una nota a margine. La nota a margine è che lo spazio diventa un'opportunità quando ci sono agenti di cambiamento, come le persone sedute qui, che per primi iniziano a fare qualcosa. Quindi è chiaro che non ci può essere uno Stana, non ci può essere Gagliana Terno, se non perché non ci sono Raffaele o Emanuela, ma se non ci sono quegli agenti di cambiamento che per primi fanno quel passo, perché seguire poi, come si dice, il primo poi che apre certe opportunità è più facile di fare il primo passo. La questione degli agenti di cambiamento pone anche una questione su come vivete voi che vi sentite in capo e sulle spalle questa enorme responsabilità di mantenere viva questa trasformazione costante di questi luoghi che spesso fanno fatica a sognare, che spesso fanno fatica ad immaginare. E questo è un altro punto, perché parliamo di una personalizzazione in senso positivo del processo di trasformazione di questi luoghi, e questa è una cosa che dobbiamo dire, perché altrimenti mettiamo un po' di polvere sotto il tappeto. L'altro punto di forza importante che avete detto in tanti è che è cambiata la percezione di questi luoghi, e la nota a margine che faccio è: era necessario dire che fossero marginali perché venissero presi in considerazione, era necessario dire ci sono luoghi che stanno meglio, ci sono luoghi che stanno peggio, altrimenti le politiche pubbliche non si sarebbero mai occupate dei posti che stavano peggio. Quindi adesso credo si possa cambiare vocabolario ed è importante, ma era necessario perché questi luoghi entrassero nelle agende politiche e va dalle opportunità. Diceva Emanuela, e avete detto in tanti, ci sono moltissime risorse per questi territori, non meno dei territori urbani. Non a caso i fondi di coesione parlano di aree metropolitane, aree interne e marginali, aree montane. La questione però che non ritrovo tra le minacce, mi permetto di aggiungere, è che se queste politiche pubbliche non vengono coprogrammate, aprendo la programmazione, la coprogrammazione vuol dire abbiamo tot milioni, tot miliardi di euro, su quali temi decidiamo di appostare queste risorse?
Se le coprogrammazioni e le coprogettazioni delle politiche che dedicano risorse a questi fondi continuano ad essere a Roma con tavoli di partenariato dove i cosiddetti stakeholder sono molto lontani da questi territori, allora questa opportunità diventa una minaccia, perché andiamo su quei modelli di sviluppo che diventano vantaggi per pochi, che alcuni di voi hanno messo tra le minacce. E rimango su questo perché la questione dei modelli di sviluppo che propongono una monocultura è una grandissima minaccia, ma non soltanto per la montagna. Pensate, Emanuela, veneziana, io ho vissuto tanto tempo a Venezia, al devasto di Venezia per la monocultura turistica, che poi molto spesso è la monocultura turistica tendenzialmente, no? Che viene utilizzata come la chiave facile e la soluzione prêt-à-porter, no? Il turismo, che poi vorrei capire anche quanti turisti esistono sulla faccia della terra che dovrebbero girare per tutti questi posti che hanno la vocazione turistica, per cui questo è un altro tema, la monocultura, quei modelli di sviluppo basati su monocultura, che sia turistica, che sia anche soltanto agricola, perché ovviamente si rendono fragili di fronte a delle evenienze che colpiscono quel settore. E quindi, diciamo, la questione della minaccia di modelli di sviluppo per pochi e monoturistici, la questione delle opportunità, cambiamenti, climate change, in città si sta male, si sta depressi, andiamo, però significa anche che bisogna saper cogliere, cioè un'opportunità che bisogna saper cogliere, e come anche in questo caso ascoltando, coprogettando, creando dei servizi che rispondano ai bisogni di chi arriva, ma soprattutto da chi rimane. Credo che la cosa più interessante delle esperienze che abbiamo ascoltato oggi è che la capacità di risposta ai bisogni e la creazione di servizi alla persona e di servizi essenziali corrisponde alla creazione di lavoro per chi vuole rimanere e per chi arriva. E la questione della, come l'avete chiamata? L'avevo scritto, lo devo recuperare, collettivizzazione, che poi parliamo di modelli di gestione, parliamo di modelli di produzione, parliamo di modelli di produzione e di gestione che mettono al centro il mutuo aiuto e la cooperazione, che diventano degli strumenti chiave per fare in modo che ci sia una risposta al bisogno, quindi ti erogo qualcosa, ma io che lo erogo posso vivere dell'erogazione di questo servizio. E mi permetto di chiudere con una cosa che ho visto un po' mancare tra le minacce, che gli enti pubblici, che da una parte con alcune risorse stanno supportando queste sperimentazioni, dall'altro molti si stanno un po' adagiando sul fatto che comunque qualcuno li fa al posto loro. E questa questione qua può portare ad una precarietà di vita delle persone che fanno questo lavoro e di questi servizi che deve essere assolutamente affrontata attivando tutti quei processi di partenariati pubblico-privato o di nuove modalità di gestione dei servizi attraverso anche nuove tipologie di appalti pubblici, che penso siano fondamentali perché in questi territori ci siano risposte ai bisogni delle persone, ma anche ai desideri e ai sogni di chi vuole viverci e di chi vuole andare a vivere lì e ci vive già. Buon pranzo? Buon pranzo.